Bentornati dunque, gentili amici e amiche, alla visione all'ascolto, la voce del Friuli, approfondimento dunque all'interno del nostro spazio informativo. È venuto a trovarci Maurizio Visentini, che è il vice segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Allora Visentini, cambiata l'aria, cambiata la festa, finalmente arrivano le attrezzature nuove, vestiario, soldi e soprattutto tanti ulteriori poliziotti che verranno a darvi una mano nelle varie questure e commissariati dislocati sul territorio. La speranza, intanto buonasera, la speranza è sempre l'ultima a morire ovviamente. Diciamo che qualcosa c'è nell'aria, diciamo per i mezzi non abbiamo problemi, attualmente diciamo, la dotazione non è male, automobili ci sono, manca diciamo, il personale che lo conduca. Quindi il personale effettivamente sta arrivando ai minimi termini e nei prossimi 2 anni ci sarà la fase più delicata, diciamo. Deve ripartire il volano. Per fare questo ci vogliono assunzioni, bisogna che vengano fatti dei corsi di formazione molto brevi, molto ristretti, per poi fare un training direttamente sul territorio, perché altrimenti non ce la si fa. Certo, se no altrimenti si rischia di sprecare le risorse. Per le divise è meglio stendere un velo pietoso. Continuiamo a essere l'esercito di Franceschiello perché siamo sempre lì, anche lì gli appalti. Cioè, la burocrazia non è come andare adesso qua in un bel negozio di abbigliamento, scegliersi il capo e portarlo via. È tutta una procedura molto farraginosa che spero nel tempo venga anche migliorata. Senta, abbiamo parlato tante volte, no? In particolare per quanto riguarda il cosiddetto confine orientale, della situazione delle forze dell'ordine, perché già dopo il 90, da quando da una parte è caduto il regime sovietico e dall'altra ha cominciato a sfaldarsi la Jugoslavia, sì, è caduto di fatto anche il nemico ad oriente, e dunque di conseguenza c'è stata una varia ristrutturazione globale, no? Che ha portato a oggi all'apertura dei confini, Schengen e via dicendo. Sta di fatto che però la situazione è sfuggita anche di mano tutto sommato, perché vediamo cose allucinanti sul territorio. Non siamo a livelli, per amor di Dio, di Far West o di polizia o di sceriffi, però attenzione, le cose stanno emergendo sempre di più perché il mondo va avanti. E intanto che aspetti, poi una volta che ti arriva la tuonata, auf Wiedersehen. Diciamo, la situazione è sempre un po' fluida, perché diciamo adesso Tarvisio, ovviamente gli austriaci bloccano tutto, quindi chi deve venire qua o transitare dall'alto o salire sa benissimo che è un percorso inutile. La Slovenia è ovviamente il punto d'accesso migliore in questo momento, proprio perché torniamo sempre al solito discorso, la rotta balcanica trova degli stati che sono costretti a non potersi lasciare invadere, cioè, non parlo degli stati proprio la Bosnia, perché tanto là sono in transito, nessuno si ferma, è la Croazia e la Slovenia che sono costretti a lasciar passare queste orde di cui non si parla tra l'altro, perché ci sono, arrivano. Trieste ha il problema che aveva Tarvisio qualche tempo fa, come sappiamo, ne abbiamo parlato tante, no? Anche Gorizia e Gorizia ovviamente, perché tutti i passaggi secondari vengono utilizzati per cercare di entrare, in qualche modo cercano di entrare. C'è da dire che c'è un sentore, che c'è un maggiore controllo, diciamo dopo a livello burocratico, di questo cipiglio del senatore Salvini per quanto riguarda il suo ruolo di ministro dell'interno, per quanto indirizzare giustamente, visto che era il suo... E dare una mano, no? Sì, diciamo che c'è il sentore che questa gente, ma per adesso si sta rilevando complicato per quelli che sono già presenti sul territorio, che magari già lavorano, quelli che diciamo sarebbero integrati, no? Quelli lì cominciano a trovare le difficoltà per fare i ricongiungimenti. Gli altri speriamo che pian piano in qualche modo si trovi... Certo, le famose soluzioni in corso d'opera. Sì, sì. Senta, abbiamo parlato anche più volte, rimarcato attraverso questa rete televisiva, appunto dello spopolamento della montagna, non solo per quanto riguarda il territorio, ma anche per quanto riguarda le forze dell'ordine, perché ricordiamo Polizia Stradale a Tolmezzo, ricordiamo anche dei Carabinieri, insomma è stato spostato, hanno fatto un po' il gioco dei 4 cantoni. Sta di fatto che hanno un po' spolpato un territorio che aveva comunque necessità di presenza di forze dell'ordine sul territorio. Aveva ed ha, perché senza la sicurezza, per quanto sia, viene meno proprio uno dei fondamenti della democrazia. D'altronde si è visto, parlando di Tolmezzo, che diciamo, rappresenta un po' l'Alto Friuli,
si vede, via la procura, via questo, via l'altro, il commissariato ridotto all'osso, e d'altronde non ci sono uomini da mandare perché il grosso del lavoro, dell'impiego è qua, con la squadra in Serie A, un sacco di servizi di ordine pubblico, c'è da fare a Udine per quanto sia. E quindi sia i commissariati distaccati, in particolare Tolmezzo, ma anche i posti dei carabinieri, si sa come funziona, le centrali ormai sono citofoniche, si suona e risponde da un'altra parte e anche loro vengono raccolti un po' così per andare a fare le pattuglie quando serve. Cioè, ormai il controllo del territorio viene lasciato un po' anche al singolo, bisogna un po' arrangiarsi, facciamo poi un po' di... magari, come si dice, fanno caserme nuove, un paese attaccato all'altro, non già magari una caserma che potrebbe essere una tenenza, faccio l'esempio dei carabinieri, ne vogliono costruire un'altra nuova per poi metterci dentro le galline. Io spezzo una lancia per quelli che vestono la divisa e sono fuori sulla strada, che sia la divisa nera, verde o blu, non sono loro gli artefici di questi movimenti, quelli sono bandierine che servono per dare posto ai comandanti, perché sono tanti comandanti da accontentare. Senta Visentini, nei giorni scorsi, proprio sabato, è scoppiata la grana del supermarket della droga a Udine. Qui bisogna fare un plauso al collega Giancarlo Virgilio di Udine Today, che ha avuto il coraggio per 5 giorni, lui aveva calcolato 15, però per 5 giorni insomma star lì giorno e notte dietro per poter poi documentare quello che già nell'edizione scorsa della Voce del Friuli abbiamo documentato visivamente parlando. All'improvviso qualcuno dice no, ma non si deve fare queste cose, non bisogna dire che lì c'è la droga, non bisogna dire che i nigeriani spacciano, non bisogna dire che magari i pakistani e gli afghani ci portano la hashish, dobbiamo dire che Borgo delle Magnolie è tornato a essere Borgo delle Magnolie. Beh, questa è una questione che esula da quello che è l'ordine pubblico, questa è una questione commerciale. È giusto che chi fa quel mestiere deve cercare di ridare lustro a un posto che non è colpa del posto, è chiaro, è colpa delle frequentazioni e della mancanza di controllo del territorio. Come dico, se la gente è costretta a passare le giornate, se molto del personale dell'antidroga non può manco uscire perché è vincolato lì a fare il salascolto per le intercettazioni che vengono delegate, se ci vuole personale fuori, se c'è personale fuori e tutte le forze di polizia collaborano, nessuna di queste zone diventa una zona che non va frequentata o che ha bisogno di essere ristrutturata a livello di immagine. Insomma, bisogna monitorare il territorio. E poi, tra l'altro, c'è stato quel sempre periodo... l'aiuto del cittadino, che è importantissimo. Ma poi io ricordo che c'è stato quel periodo, insomma, dove il questore, anche adesso, no? State con i colleghi di Padova, carabinieri, polizia, ma è una questione continua. Però comunque questi operano lo stesso, nel senso che probabilmente fanno gli straordinari quando vedono i poliziotti scappano, poi appena che la polizia finisce il suo percorso, il polizia intendo in generale, tornano nuovamente a operare. È un'attività che rende ed è un mercato che c'è perché qualcuno consuma. Magari non io e lei, ma qualcun altro c'è che consuma. E quello purtroppo è una questione anche di educazione, bisogna partire dalle basi anche lì. Effettivamente molti si riversano in quel tipo di mercato per cercare di risolvere i propri problemi personali, che siano psicologici, mancanza di lavoro, quello che è. Però d'altronde la bamba, come si dice, si trova a basso prezzo e allora ecco che il mercato viene incentivato ulteriormente con prezzi speciali e promozionali. Assolutamente. Ecco, io ringrazio Maurizio Visentini per la partecipazione, chiaramente continueremo anche noi a monitorare la situazione del territorio con i vari interventi, non solo con il SAP, ma anche ci auguriamo con gli altri sindacati di rappresentanza delle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia. Grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto, non resta che salutarvi e dirvi come sempre mandi e alla prossima.